Ancora le cascine per lanciare un altro SOS in difesa del parco pubblico più importante di Firenze. Ripartiamo dal suo ingresso monumentale di Piazza Vittorio Veneto, interamente compreso nel vincolo monumentale del parco. Un ingresso che nel progetto esecutivo della linea 1 della tranvia doveva essere riportato al suo aspetto originario e soprattutto completamente pedonalizzato. A distanza di 15 anni dall'entrata in esercizio della tranvia, quell'impegno progettuale è stato completamente disatteso. Ripetutamente destinato ad altri usi impropri, fiere, ruota panoramica, pista di ghiaccio, è stato trasformato in un grande parcheggio di superficie per ben 22 bus turistici e ancora 200 posti per altre tipologie di veicoli. Le immagini del video documentano più delle parole questo nuovo vergognoso vandalismo sul parco. Ma non basta. C'è un'altra offesa altrettanto grave alla cultura del progetto, alle più elementari norme di gestione del traffico urbano. Il parcheggio di bus turistici, denominato Fermata Cascine, dovrebbe costituire solo il punto di discesa e poi risalita delle comitive trasportate. Il vero parcheggio di sosta dei bus è invece ubicato ad alcuni chilometri da qui, in Viale Piombino, cioè alla fine del raccordo Firenze-Pisa-Livorno e dell'uscita Scandicci della 1. Pertanto, da qui, per raggiungere il piazzale delle Cascine, i pullman sono obbligati a percorrere uno degli assi di accesso al centro storico fra i più trafficati e ad aggravare il congestionato tratto che collega Ponte della Vittoria a Porta Prato. Chi ha pensato a questa soluzione sembra disconoscere le criticità di questo importante asso di accesso al centro di Firenze. Nella speranza che qualche autorità chieda conto loro di tutto questo, riteniamo legittimo che gli abitanti che subiscano queste violenze li additino come dei vandali nei confronti di un bene comune e una seria minaccia per la vivibilità della città e per la salute dei cittadini.